Che la matematica in politica sia un'opinione diventa sempre più una certezza. Basta infatti, per restare alle vicende di casa nostra, accendere i riflettori sui numeri che gravitano attorno al bilancio di Palazzo dei Giganti per comprendere le distanze sulla valutazione dei conti tra l'amministrazione attiva e i consiglieri dell'opposizione. Il sindaco Zambuto continua a parlare di risanamento, di avanzo di amministrazione, di una situazione insomma che si avvia verso la normalità. Di segno tutt'altro che positivo è invece il tenore delle dichiarazioni del capogruppo dell'MPA di Aula Sollano, Alfonso Vassallo. Anche oggi il consigliere autonomista torna all'attacco, anche e soprattutto alla luce di una recente relazione riferita al consuntivo 2011 notificata al Comune da parte della Corte dei Conti, in cui sono evidenziate una serie di criticità. In particolare io evidenzio 3-4 punti che sono secondo me di una elevatissima gravità e soprattutto incidono molto in quella che è l'amministrazione. Primo fra tutto i consistenti debiti fuori bilancio che ha il Comune, non essendoci una mancanza della programmazione della spesa, succede che le persone ci fanno le cosiddette cause per incidenti che capitano in seguito alla mancanza dell'asfalto, alle buche che ci sono, quindi questo meccanismo genera un forte debito fuori bilancio da parte del Comune. Successivamente la Corte dei Conti rileva i residui attivi di dubbia esigibilità. I residui attivi del Comune di Agrigento sono pari a 71 milioni di euro e la Corte dei Conti ci dice che questi residui non si sa se possano essere riscossi o meno, perché forse sono caduti in prescrizione. Quindi un danno, un buco ulteriore che si aggrava alle casse comunali. L'altro punto importantissimo è la frequenza che il sindaco attua nel ricorrere a quello che è l'anticipazione di cassa da parte della banca. E in tema di numeri, sempre Vassallo, assieme al gruppo MPA, si è fatto promotore di una proposta per la riduzione dell'addizionale IRPEF dallo 0,8 allo 0,4%. Oggi è stato formalizzato il parere negativo da parte del responsabile del settore finanziario Giovanni Mantione. La somma, spiega il dirigente, non è compensabile con una pari riduzione di spesa o un incremento di entrata. In soldoni la riduzione non sa da fa, ma Vassallo non ci sta e annuncia battaglia. Il dirigente Mantione ancora non ha trasmesso la previsione di entrata e di uscita per l'anno 2013, però in assenza di questa previsione lui mi dice che le previsioni di spesa non saranno buone e che quindi non potrà ridurre questa addizionale IRPEF, il che per me è assurdo, perché lui è un tecnico, non dà indirizzi politici. Quindi io prego al sindaco di prendere in mano lo scettro di questa amministrazione, ma soprattutto dire al dirigente Mantione, se no si alza da quella sede, di dare soltanto pareri tecnici. Noi imponiamo che ci deve essere la riduzione, poi lui come programmare le entrate e le uscite, quello ce lo spiegherà nel bilancio di previsione che ci invierà successivamente.